Va ora in onda la rassegna stampa. Da tempo immemorabile abitiamo, dissodiamo, lavoriamo, proteggiamo ed amiamo queste terre tramandateci dai nostri avi, attraversati e dissetate dalle acque dei nostri grandi fiumi. Uomini delle colonie padane, prepariamoci! Noi siamo convinti che la Padania libera ed indipendente saprà garantire un contributo decisivo alla cooperazione, alla tolleranza ed alla pace tra i popoli della terra. Noi quindi formiamo una comunità naturale, culturale, socio-economica fondata su un condiviso patrimonio di valori, di cultura, di storia e su omogenee condizioni sociali, morali ed economiche. La storia dello Stato italiano è diventata al contrario storia di oppressione coloniale, di sfruttamento economico e di violenza morale. Camicia verde, bandiera verde, cuore coraggioso, patrioti padani, prepariamoci! È mia ferma intenzione di impegnarvi in battaglia finché la Padania sia indipendente. Sì, devo dirvi che quando abbiamo saputo la notizia battuta dalle agenzie ieri sera, intorno alle 20:30, ho aspettato mezz'ora e poi non ce l'ho fatta. Ho preso la macchina e sono corso qui, in via Bellerio, a Radio Libertà, ex Radio RPL, ex Radio Padania Libera e, come si dice in gergo, ho fermato le rotative, ho bloccato tutta la trasmissione e l'ho sostituita con le trasmissioni che faceva lui su queste frequenze, che faceva a tutti noi attraverso gli interminabili comizi e attraverso le tante Pontide, le Venezie e tutti quei raduni nei piccoli e grandi paesi dove ci parlava di territorio. Se n'è andato Umberto Bossi, ci ha lasciato quasi a sorpresa, in un momento anche importante della nostra Italia. Si sta per votare un referendum che imporrà un bel cambiamento alla giustizia e siamo in mezzo a tante, troppe guerre che non abbiamo assolutamente voluto. Un momento tragico, certamente, e la morte di Umberto Bossi forse ci deve dare un segnale. Ecco, proprio alla ricerca di questo segnale che andremo quest'oggi attraverso voi ascoltatori e attraverso molti ospiti nel corso di questa che è, tra virgolette, una rassegna stampa, ormai avete capito, molto particolare, una rassegna stampa dove mettiamo sul tavolo gli argomenti e cerchiamo di commentarli insieme grazie a voi ascoltatori ogni mattina, inviando messaggi WhatsApp al 340 67 09 659, lo ripeto per i nuovi ascoltatori, oggi sarà una giornata molto particolare, quindi gente che accenderà Radio Libertà perché sa che è la vecchia Radio Padania, siamo ancora noi. WhatsApp al 340 67 09 659
per lasciarci un messaggio, anche audio, un ricordo di Umberto Bossi, ma facciamo di più. Apriamo già le linee a quest'ora, alle 7:35, diamo già a quest'ora la possibilità, per chi ha tempo, per chi ha voglia, per chi se la sente, di lanciare un ricordo di Umberto Bossi su queste frequenze. Il numero per la diretta è il numero fisso 029294 7222, lo ripeto, 029294 7222. Chiaramente ascoltatori qualunque, ma anche ascoltatori speciali, e avremo certamente delle inserzioni di personaggi politici, non soltanto della Lega, non soltanto di destra, nel corso di questa giornata, di questa lunga maratona per ricordare Umberto, e che ci parleranno della comunicazione della Lega in quegli anni e anche in questi anni, come è cambiata e come doveva cambiare, magari non lo ha fatto. Chiaramente il bello in questa situazione è che vi lasciamo parlare, vi lasciamo dire la vostra. Basta chiamare lo 0292947222. Io, prima di partire con le chiamate, voglio partire dal mattino di Napoli. Il mattino di Napoli, sapete bene, Bossi, la Lega a quei tempi, si aveva voglia di secessione, abbiamo voluto sparare in alto dicendo secessione, dividiamo l'Italia, perché con questa Italia non si va da nessuna parte. Avevamo sparato in alto dicendo secessione, ma per mettere sul tavolo una criticità veramente grave, e queste criticità sono qui davanti a noi ancora oggi. Qualcuna la stiamo risolvendo e qualcuna è lì per essere risolta, ma le vedremo insieme anche attraverso i vostri dialoghi. Il mattino di Napoli, dicevo, perché il mattino di Napoli è meridione, e Bossi ce l'aveva coi terroni, vi ricordate questa cosa? Per andare in prima pagina sui giornali bisognava spararla forte, come? Quindi la secessione e i terroni. Il mattino di Napoli dedica proprio un grande spazio. Addio al Senatur, padre della Lega, sognò la secessione. Bossi aveva 84 anni, tra i protagonisti della politica il cordoglio bipartisan. Devo dirvi, non me l'aspettavo così tanto spazio, non solo naturalmente sul mattino di Napoli, ma su tutte le testate. Non c'è praticamente un quotidiano che non metta almeno un riquadretto in prima pagina, e soprattutto tantissime pagine sul Corriere, sulla Repubblica, sulla Stampa, sui cosiddetti giornaloni. In questo momento il sito del Corriere titola "Addio a Bossi, il senatur che fondò la Lega Nord, il terremoto nordista che scompigliò la politica italiana", e la frase di Salvini: "mi cambiò la vita". Ed è proprio il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, che ascolteremo nei prossimi minuti in diretta su queste frequenze. Ma diamo spazio intanto ai nostri ascoltatori. Chi ha voglia di entrare in diretta, è un momento particolare per chi ha una certa età, dai 60 in su, e ha vissuto quegli anni, ma anche per voi più giovani è un momento storico. Stiamo facendo la storia, perché la morte di Bossi sicuramente lascia un qualche cosa di importante in tutti noi e ci deve insegnare qualche cosa il ricordo di Bossi. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Buongiorno. Ah, ciao Sammy, sono Albino. Madonna, che notizia mi avete dato. Io ho sentito il parlare Bossi e ho detto: hanno cambiato anziché i gatti. Questa mattina qua sentiamo la vecchia voce del grande. E Sì. poi mi viene a dire queste cose, ma porco demonio, che lavoro. Senti una cosa, io Bossi, lui veniva a votare vicino dove, quando io abitavo a Torino, praticamente lui veniva nella sezione dove andavo a votare anch'io. Non capisco perché venisse a votare a Torino, ma magari poteva venire dove voleva. E allora
ci eravamo incontrati, una persona gentilissima ovviamente. Mi ricordo, siamo una cazzata, aveva detto: senatore, mi raccomando l'Aranza, sai quella canzone che metteva È anche ogni vero. tanto? Gli ho detto: senatore l'Aranza, lui fa: tranquillo, tranquillo, no, madonna, che personaggio, porco cane. E ti ho detto: ma veramente, guarda che non è una battuta stupida quando dicono solamente i migliori se ne vanno, è vero, certi figli di mignotta continuano a rompere le scatole e scassare dal mattino alla sera, sono sempre lì a rompere. Bossi era un grande, un grande, un grande, un grande, e un altro così non ci sarà più, mi spiace, potete raccontarmela come volete, i suoi eredi non ci sono più, niente, e pazienza ragazzi, è la vita comunque, lui è ne 84, io ne Chiaro. 81, speriamo di Chiaro. durarne ancora qualcuno, dai, Ma tiriamo certo, avanti. ma certo. Condoglianze veramente grandi a tutti, alla sua famiglia, e mi spiace, ma ti giuro su Dio, mi spiace, ma profonda, come vi fosse morto un fratello. Grazie, grazie. Ti caro. saluto, ciao. Un abbraccio e certamente tutti voi più grandicelli, voi intorno agli 80, è chiaro, è la logicità della vita. Prima o poi bisogna andarsene il più tardi possibile, soprattutto cercando di tirare avanti, stando bene. E quando anche non si sta bene, a volte la forza di vivere è grandissima, come quella che ha accompagnato Umberto Bossi, nonostante la malattia non si era più ripreso completamente, ma di testa c'era sempre e molto spesso lanciava anche consigli a chi aveva la fortuna di frequentarlo. Intanto però io vado sui quotidiani e mentre voi avete il permesso ufficiale di entrare in diretta chiamando 0292947222, la voce di Sammy Varin vi accompagna in questa mattinata di lutto. Ecco l'apertura del Corriere della Sera in versione cartacea, lo vediamo in radiovisione, mostriamo anche in radiovisione quelli che sono i quotidiani, ricordiamo che ci potete vedere sul sito radiolibertà.net, potete ascoltarci e vederci sulla app di Radio Libertà che potete scaricare gratuitamente dall'App Store, potete ascoltarci e vederci su Facebook e su YouTube cercando Radio Libertà, oppure mai come oggi la pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Siamo in diretta anche lì. Addio a Bossi, il senatur che fondò la Lega Nord, e Bossi seduto su un trono dorato, una fotografia che ci piace e che ricordiamo. 1941-2026, una vita da leader, l'ictus non lo fermò. Anche un bel esempio per tutti noi e tutti voi che siamo sempre pieni di malattie, di dolori, doloretti, dolorini, molto spesso diciamo no, basta, eccetera. No, non bisogna fermarsi, e certo non si può più correre, non si può più fare tutto quello che si faceva prima, ci si accontenta di fare poco o pochissimo, ma bisogna dare il nostro contributo ogni giorno. Come lo date? Semplicemente ascoltando questa strana radio che parla di libertà, che parla di territorio. 0292947222, chi c'è in linea? Pronto? Caro Sammy, buongiorno, Daniel Del Deo. Buongiorno. Ciao Sammy, guarda, io ieri sera quando stavo guardando la televisione e ho girato un attimo per vedere le news e ho visto questa cosa qua, questa brutta notizia. Siete stati le prime persone a cui ho pensato a questa radio. Non lo dico perché vi sto chiamando, ma immaginavo già anche questa diretta come di stamattina. Devo dire che io per età anagrafica il 15 settembre non ero presente, ma ho guardato migliaia di volte questo video qua, non migliaia ma centinaia di sicuro. Il nostro condottiere Umberto è una persona che è straordinaria, insomma ha fatto delle cose straordinarie. Mi avete fatto commuovere stamattina con quello che avete appena mandato in onda e niente, io sono qua a fare le condoglianze a tutti voi di Radio Libertà e a tutti i direttivi, a tutte le massime cariche leghiste, a noi famiglie della Lega, e spero quanto prima di poterci trovare tutti insieme per dare onore a questo grande condottiero che è Umberto. E niente, adesso vado a lavoro dispiaciuto, con i coglioni un po' girati, e vi mando un abbraccio a tutti ragazzi.
È una mattinata diversa, come è diversa ogni mattinata su questa radio, dove riusciamo a dire e quello che le altre radio non dicono o non possono dire. Oggi ancora di più, perché ricordiamo Umberto Bossi e ognuno di voi lo sta ricordando, perché abbiamo aperto le linee allo 0292947222 proprio come abbiamo fatto dal primo giorno, parlando ma soprattutto ascoltando. Matteo Salvini, buongiorno. Buongiorno. Nel giorno della festa del papà, San Giuseppe, ha salutato, e quindi è doveroso che sia la sua radio ad accompagnarlo in queste ore. Quindi c'è poco da parlare, c'è tanto da far parlare. Sammy, da quanti anni siamo dietro questi microfoni? Ho avuto anche la fortuna di essere da lui indicato come direttore della radio tanti e tanti anni fa, con qualche capillo grigio in meno e senza barba. Insomma, ovviamente oggi doveva essere la giornata, per quello che mi riguarda, di chiusura della campagna referendaria, con un aereo il primo mattino da Roma per Venezia, poi il mercato di Mestre, poi un incontro a Rovigo, poi la serata a Padova e il rientro a Milano. Si annulla tutto, oggi la Lega annulla tutti gli appuntamenti sul territorio, evidentemente perché questa è la radio che lui ha fondato e tramite la quale stiamo parlando, e questa è la Lega con 500 sindaci, 5 ministri, decine di migliaia di iscritti, con scelte di governo in comuni, province e regioni, che c'è grazie a lui. Tutti siamo qua grazie a un'idea geniale, innovativa, rivoluzionaria, democratica, criticata. Ecco, leggevo che neppure in ore come queste, per una comunità come quella della Lega, ma soprattutto per la sua famiglia, gli imbecilli, gli ignoranti riescono a tapparsi la bocca sui social, esultando, festeggiando, minacciando, augurando, prevedendo. Voliamo più alto e diamogli voce tramite una radio dai cui microfoni tante volte lo intervistammo, tante volte lo sentimmo di giorno e di notte. Il suo popolo, la sua gente, la sua Pontida, la sua Lega aveva rinnovato la tessera in tutti questi anni, come tanti militanti, da socio, fondatore, da presidente onorario. Sammy, quante dirette abbiamo fatto io e te sugli argomenti più vari ed eventuali. Oggi la diretta riguarda Umberto, e quindi apri tu i telefoni. Io posso solo aggiungere qualche
ricordi, chi l'ha conosciuto da tanto o da meno tempo, è chiaro che i ragazzi della Lega Giovani di oggi, di 15-20 anni, vivono un'epoca diversa, ma è giusto che leggano, che scrivano, che capiscano, che vadano a riascoltare discorsi e interventi che ad esempio sull'Europa e sulla mala giustizia erano e sono ancora oggi illuminanti. Oggi la politica c'entra poco, oggi c'entra la famiglia, l'affetto, il sigaro, la Coca-Cola, le notti in macchina, i comizi, le telefonate di rimprovero, il sorriso, le strette di mano, gli autografi, Ponte di Legno, Venezia, il Monviso, e quello che lascia, che è tanta roba, è un'eredità morale, ideale, valoriale, spirituale, mi permetto di aggiungere, di battaglia, mai mollare, mai arrendersi, spesso solo contro tutti, mai mollare. Se si cade ci si rialza, anche a 84 anni. Ho parlato anche troppo, Sammy, mentre sto andando verso l'aeroporto, apri le linee e abbraccio volentieri chi si unirà a questa giornata non solo di ricordo, non solo di cordoglio, ma soprattutto di amicizia e di preparazione di quello che sarà. Grazie al segretario federale Matteo Salvini, conduttore di questa radio per tanti anni. Ti ricordi alle 9.35 una tua trasmissione apriva le linee e tu, oltre a parlare, come dicevo in apertura, ascoltavi. Forse questa è stata davvero una radio in cui chi ama la politica ha imparato che a parlare certo si diventa bravi e siamo diventati tutti un po' bravi, ma la cosa importante è avere ancora tempo e voglia di ascoltare. È vero, Matteo? Assolutamente, ma come ho ascoltato, Sammy, eravamo insieme, cos'era? Martedì sera. Esatto. Ero a Varese, ero nella terra di Umberto martedì, alcune case popolari in città istituite e ristrutturate con i soldi del Ministero, poi abbiamo incontrato sindaci, segretari di sezione, cittadini. Sono ripassato sul corso principale di Varese, poi uno non pensa alle coincidenze, non credo a quelle cose, però siamo ripassati insieme ai ragazzi di Lega Giovani volantinando per il referendum davanti alla chiesa nella quale salutammo Maroni, l'altro grande, l'altro segretario, l'altro fondatore, l'altro precursore, e questo venerdì mattina siamo qua a tornare a Varese col volto un po' più tirato, però con assoluta determinazione, con gagliardia. Lui usava spesso questo aggettivo gagliardo, voglio una Lega gagliarda, e penso che l'abbia costruita bene e la ritrovi ancora bene, questa Lega gagliarda, in forma determinata, in crescita, ancora oggi spesso sola contro tutti, però siamo nati così, siamo cresciuti così, probabilmente c'è anche irrobustito nella mente e nel fisico. E come dicevi tu, ascolto volentieri chi vorrà accompagnare questa lunga giornata. Grazie davvero Matteo, grazie per stare con noi, per ascoltarci, e naturalmente da questo momento in poi apriamo ufficialmente le linee, come abbiamo detto da una vita, su queste frequenze allo 029294 7222. Grazie Matteo, ci sentiamo più tardi sicuramente. Grazie a voi. E allora, come promesso, certo, la Lega che ascolta, la Lega che parla, ma che soprattutto ascolta, che mette sul tavolo quelli che sono i problemi e che cerca di risolverli. E come abbiamo fatto nelle ultime ore, signori, con il taglio delle accise e cercando di far sopravvivere gli italiani a queste guerre, anche quella, forse l'avrete sentito, è stata una battaglia. È stata una battaglia, e come? Perché anche all'interno del centrodestra di governo gli alleati non erano proprio d'accordissimo su fare questa cosa, e infatti abbiamo scritto su tutti i manifesti che trovate online: vittoria della Lega, abbassare, e oggi è successo effettivamente, il gasolio e la benzina di 25 centesimi.
Mamitaccio 0292947222. Oggi la trasmissione la fate voi, io faccio quello che tra una telefonata e l'altra dice qualcosa, e vi dico che sul Corriere, subito in prima pagina, il caffè di Massimo Gramellini è proprio dedicato a Umberto. Umberto l'antisovranista, scrive Massimo Gramellini, e dopo questa chiamata vi leggerò questo editoriale. Pronto? Ciao Sammy, sono Massimo da Carcare. Massimo. Innanzitutto condoglianze alla famiglia, e non solo alla famiglia, a tutto il movimento della Lega. Guarda, 3 parole. Se non era per Umberto Bossi, per Maroni, per Miglio e per tutta la Lega, tra cui il nostro capitano che ha appena parlato, saremmo ancora all'immobilismo, alla democrazia bloccata della Prima Repubblica. Vero. E quindi Sammy, un abbraccio forte, ideale alla sua famiglia, a tutta la Lega, un buon proseguimento a tutti, e soprattutto che ci dia forza per realizzare le nostre battaglie storiche come l'autonomia e tutto il resto. Grazie Sammy, un caro saluto a tutti. Grazie veramente. Sì, è vero, Bossi ha messo proprio sul tavolo quelle che erano problematiche gravi di questa Italia, lo sono molte volte ancora quest'oggi, sono i motivi per cui la Lega c'è ancora, la Lega è rimasta ed è il partito più antico dell'arco legislativo, eppure sempre in battaglia, eppure li abbiamo sempre contro. Perché li abbiamo sempre contro? 0292947222. Vi chiedo soltanto 2 minuti di attesa se siete in linea. Tra poco vi mando in onda. Intanto vi leggo il caffè di Gramellini. Diranno che è stato il prototipo dei populisti, capace di interrompere in TV una disquisizione di De Mita sulle riforme istituzionali, gridandogli "Mataches al tram". Con quello è stata una frase di rottura. Mataches al tram, ma attaccati al tram. Che era un barbaro rozzo, si presentava da Berlusconi in canotta e furbacchione. Da giovane usciva in casa con la borsa da medico perché la prima moglie lo credeva laureato in medicina e invece passava le giornate al bar. Ricorderanno le battute razziste e le carnevalate spacciate per riti celtici, come l'ampolla Dio Po portata in processione dal Monviso a Venezia. Eppure, per chi ha avuto l'avventura di conoscerlo e di aspettarlo fino alle 9 di sera per un'intervista fissata alle 3 del pomeriggio, Umberto Bossi era anche molto altro. Un politico modernissimo, rapido, tattico, istintivo, ma non privo di strategia. Un antifascista che si vantava di essere sceso in piazza contro Pinochet, un Braveheart padano, così gli piaceva definirsi, che voleva trattenere le tasse sul territorio senza affidarle a Roma ladrona. Uno che, se gli dicevi ponte, non pensava a quello sullo stretto, ma a Ponte di Legno, il rifugio all'ombra dell'Adamello che trascorreva a Ferragosto, un apostolo del federalismo che sognava la fine delle nazioni e l'avvento degli Stati Uniti d'Europa, l'esatto opposto del verbo sovranista insufflato nel corpaccione leghista da Salvini. Bossi ha assistito in silenzio alla trasformazione della sua creatura, forse per paura di distruggerla, però chissà quante volte in questi anni avrà pensato "Mataches al tram". Ci sono 3 telefonate, le sentiamo. Pronto? Ciao Sammy. Ciao. Sono Francesco d'Arona e ci conosciamo, no? E le parole sono tante, che mi vengono i pensieri, i ricordi, le manifestazioni, alcune che ho avuto anche il piacere di presentare, il tiro sulla Fune sul fiume Ticino tra Sesto Calende e Castelletto, le volte che è venuto da Rona, le volte che sono andato a prendere i sigari dal tabaccaio, le Coca-Cola, come diceva anche Salvini. E siccome lui è stato un istrione, è stato veramente un lungimirante che ci ha aperto la mente tanti anni fa, ci ha fatto capire tante cose, ha voluto lasciarsi nella festa del papà, visto che la Lega è sua figlia, suo figlio, la sua creatura. E comunque Umberto è sempre stato un grande, sono emozionato perché Bossi è Bossi. Evitiamo le polemiche in questa giornata, ricordiamo il senatore grande Umberto che diceva sempre mai mulà, ma alla fine ha dovuto mollare anche lui lo spadone. Comunque in alti cuori e da sopra che guardi giù la Lega, e faccio una richiesta al segretario Salvini
di ritornare di più sui territori, che anche chi si è allontanato dalla Lega in questi anni sicuramente ritorna. Evitiamo le polemiche che ci sono state in tutti questi anni, pensiamo ad Umberto, che è stato il nostro papà, l'ideatore di un sogno che ha portato avanti per anni, che ha aperto tante menti, ha cambiato anche la politica, e come diceva anche l'ascoltatore prima, se no eravamo ancora impaltanati con quelle cose che c'erano anni fa. Ciao Sammy, viva la Lega e viva Bossi, forza Lega! Radio Libertà ha cambiato completamente il suo palinsesto. Ieri sera sono corso qui alle 10 di sera, ho stracciato la programmazione e ho inserito i suoi discorsi, quelli di Umberto Bossi, i nostri discorsi, quelli che conosciamo benissimo, quelli che intavolava e proseguiva per ore e ore. A volte lo si incrociava soltanto per dire due parole in Bellerio e ti accorgevi che erano passate 2 ore ed eri lì ad ascoltarlo. Ma un ascoltatore proprio prima ha chiesto a Matteo Salvini di tornare più spesso su queste frequenze e Matteo ci ha fatto la sorpresa, è ritornato. Matteo. Eccoci, sì, mi piacerebbe avere giornate di 48 ore, però è vero, questa è casa nostra e quindi ovviamente è il mio dovere da ministro, da segretario essere sulla RAI, su RTL, su Radio 24, però questa è casa nostra, sono i nostri microfoni, hanno provato a spegnerli negli anni. Ne abbiamo vissute, subite, pagate di tutti i colori, caro Sammy. Però siamo qua e saremo qua. E saremo qua anche per dovere, ripeto, nei confronti di Umberto e di Roberto, entrambi della provincia di Varese, entrambi assolutamente geni della politica, precursori, leali, onesti, che ne dica qualche leone da tastiera. E quindi siamo qua, portando avanti, speriamo il più degnamente possibile il testimone in un mondo che cambia. Ovviamente nel 2026 la Lega, l'Italia, la Lombardia, il mondo non è più quello degli anni 80, degli anni 90. Abbiamo in tasca una moneta diversa. Abbiamo a Bruxelles dei problemi e degli avversari diversi, ben pasciuti, determinati, ben organizzati nello smontare quelle che sono le tradizioni, le economie dei popoli e delle culture. Ci sono conflitti nel mondo che 20 o 30 anni fa non si affacciavano, quindi oggi continuare a essere convintamente autonomisti, federalisti, identitari in Italia significa dover essere per forza sovranisti in Europa, per evitare che l'autonomia che faticosamente, sull'esempio di Umberto, portiamo a casa, non è più solo un patrimonio culturale, una richiesta dei cittadini del nord, ma arriva da tutta Italia, dal centro, dal sud. Autonomia significa buon governo, merito, rispetto, battaglia contro gli sprechi, responsabilità degli amministratori. Ebbene, nel frattempo ovviamente a Bruxelles stanno cercando di svuotare non solo le regioni, i comuni, ma anche gli stati nazionali, di poteri, di responsabilità, di denari, di capacità di scelta. Quindi autonomisti e federalisti in Italia e sovranisti in Europa è un mix dovuto e doveroso. Sammy, prima di arrivare a Fiumicino per imbarcarmi ovviamente in direzione Milano e seguire le prossime ore anche in contatto con la famiglia che
è l'unica ovviamente titolata a dare, a indicare, a decidere quello che accadrà nelle prossime ore, sono a tua e a vostra disposizione. E io ti ringrazio, e quindi 0292947222 con noi il segretario federale e ministro Matteo Salvini. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto, ciao Sammy. Ciao. Anche tu sei senza parole. Grazie, ne prendiamo un'altra. Pronto? Sentite condoglianze alla famiglia, pure alla famiglia, e vorrei dire che Boss è sempre stata una persona per bene, e mi dispiace tutte le cattiverie che ha subito da parte dei politici, dei giornalisti, che del popolo non interessa nulla, ma solo la loro tasca. Comunque un abbraccio a tutti voi, mi dispiace moltissimo, grazie Sammy. Grazie, 0292947222 per entrare in diretta in questo momento. C'è Matteo Salvini al telefono con noi e c'è tutta l'Italia. Fra tante, alcune ahimè sciocchezze, alcune cattiverie, anche in momenti come questi, io mi domando come si possa buttarla in politica, polemizzare, insultare, anche in momenti di silenzio, di raccoglimento, di rispetto, di pietà, di cordoglio come questi. Devo dire che ho letto delle bellissime parole, una bellissima intervista di Pierluigi Bersani, l'ex segretario della sinistra, che ha detto di Umberto Bossi quello che era. Umberto Bossi, un avversario sicuramente, una persona con dei modi che per la politica nazionale di quei tempi erano nuovi, ma una persona assolutamente coraggiosa, leale, onesta, determinata e assolutamente non riconducibile a vecchie categorie. Ecco, questo, la vecchia politica, il vecchio giornalismo, ma ancora qualche giornalista di oggi che scrive a proposito di Bossi. Chi se ne frega, fumata di sigaro, bicchiere di Coca-Cola, sorriso, scrollata di spalle e avanti verso il prossimo obiettivo. È vero, e questa cosa ce l'ha attaccata abbastanza a ognuno di noi, e ci siamo abituati giorno dopo giorno anche alle sparate di Umberto. Ma Matteo, ti ricordi quando veramente la sparava grossa e ci guardavamo dicendo oh cazzo, e adesso cosa Però diciamo? C'era sempre un ragionamento alle spalle, c'era È sempre vero. un motivo, c'era sempre un obiettivo, c'era sempre un obiettivo popolare da raggiungere per i cittadini. Non erano parole così dette giusto per essere dette, come magari capita in qualche talk show nella politica da social di oggi. C'era una strategia, c'era un percorso, c'era un sogno diventato obiettivo. Certo, con diverse modalità di arrivarci, dall'autonomia al federalismo, alla secessione, all'indipendenza, al ritorno al governo, alle alleanze con Berlusconi, senza Berlusconi. L'obiettivo era sempre quello, e soprattutto la lealtà, il coraggio, l'onestà, l'essere persona per bene, nata dal popolo, cresciuta col popolo e anche nei ministeri sempre rimasta a contatto, anche grazie ai microfoni di questa radio. Penso sia una delle ultime che passa le telefonate in diretta senza filtri, senza chiedere nomi, senza chiedere indirizzi. Poi è chiaro che quando fai così, quante volte è capitato negli anni Sammy che ti arriva chi dice cose strampalate, chi bestemmia, chi ce l'ha con Tizio, chi ce l'ha con Caio, però ci chiamiamo Radio Libertà perché il primo insegnamento del capo è stato proprio la libertà, e quindi preferisco avere i microfoni aperti, rischiando, fra virgolette, quelle che le grandi radio, i grandi giornali, le grandi televisioni non si permettono di fare. Assolutamente, ti chiedono il tuo numero di telefono e se hai qualcosa da dire che gli piace ti richiamano, oppure aspetta e spera. 0292947222. Qui non accade così, voi chiamate questo numero, semplicemente vi mettono in attesa e dovete far altro che dire pronto quando noi diciamo pronto. Pronto? Prego. Pronto? Sì, qui sono Salvatore dalla Germania. Ciao. Attento ascoltatore.
come mi conoscete, forse perché mando tutti i giorni quasi un messaggio. Prego. Mi sentite? Certo. Ah, ok. Niente, volevo associarmi al vostro dolore, al dolore di tutta la Lega, nonostante io sono un sostenitore di Fratelli d'Italia, mi avvicino al vostro dolore, al dolore della famiglia, le mie condoglianze. Era un uomo veramente tutto d'un pezzo. Non vorrei dire altre parole perché Umberto veramente è stato insultato da tutti e da tutto, però quello che diceva per me era sempre numero uno, come è il numero uno Radio Libertà, che l'ascolto tutti i giorni, e come siete numero uno tutti voi. Veramente un grande abbraccio da parte mia, Salvatore dalla Germania. Sempre grazie. Ne prendiamo un'altra, 0292947222. C'è una coda lunghissima di telefonate in attesa. Vi preghiamo di restare in linea, come dicono quelli bravi, per non perdere la priorità. Pronto? Pronto? Mi sentite? Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno, io chiamo da Trieste, faccio delle condoglianze logicamente alla famiglia, ecco, però volevo sottolineare una cosa, che la Lega di Bossi sarebbe stata contro il genocidio, avrebbe sostenuto il popolo palestinese e avrebbe protetto il popolo italiano da quei criminali che avevano istituito a suo tempo il Green Pass e le vaccinazioni obbligatorie, cose che la Lega purtroppo non ha fatto. Grazie. Grazie. 0292947222. Poi Matteo ci dici tu quando vuoi rispondere agli ascoltatori. Guarda, tirare in ballo il conflitto tra Israele e Palestina in una giornata come quella di oggi mi sembra veramente fuori luogo e comunque ricordo all'amico di Trieste, che ringrazio per il contributo, che Umberto Bossi era dirigente e militante della Lega, quindi la Lega di Bossi, la Lega di Maroni, la Lega di Salvini, la Lega dei leghisti che non hanno voglia di dividersi e di fare polemica, men che meno in una giornata come questa. In diretta al prossimo, pronto? Pronto? Sì, sono Graziano, chiamo da Gallarate, eccetera. Ciao. Prima di tutto grandi condoglianze Iari e poi eventualmente alla Lega. Dico che è stato un grande statista, è stato uno che eventualmente ha cominciato a capire l'importanza del nord, di dare l'importanza del nord, e noi eravamo sottomessi al sud, perché mi ricordo che avevamo sempre dei personaggi che venivano dal nord per governare, del sud per governare il nord, e ciò che eventualmente questo lui non voleva. Comunque è stato un grande personaggio, è bene che sia così, è bene che sia ricordato da chi dava ragione e da chi era contrario, perché eventualmente ci sarà tanto tempo ancora da ricordare che è stato questo grande uomo per la Lega. Grazie e buona giornata. È vero. E certe priorità del Nord sono diventate priorità di tutta l'Italia. Vogliamo parlare delle Olimpiadi. Le Olimpiadi, io Matteo scherzando dico che sono state le Olimpiadi della Lega, le Olimpiadi del Nord. Beh, insomma, scherzando, sono state volute, cercate, finanziate, organizzate da Lombardia, Veneto, Trento e Bolzano. Sì, la cosa bella è che adesso di autonomia, di merito, di federalismo, di fiducia, di investire sui giovani, perché Bossi ha dimostrato, facendo crescere la Lega, puntando sui giovani, ecco, è qualcosa che anche in tutte le altre regioni italiane adesso è un patrimonio dato per acquisito, e il contrasto alla cattiva politica, alla politica clientelare che colpiva la Lombardia come colpiva la Puglia o la Sicilia, ecco, questo è un patrimonio nazionale che, mi permetto di dire, è arrivato su tutte le tavole, in tutti i consigli comunali, grazie a Bossi, grazie alla Lega, altrimenti saremmo fermi a 30 anni fa. E noi cerchiamo, col lavoro e con l'impegno quotidiano, ripeto, di ministri, di governatori, di 500 sindaci, tanti sindaci in Lombardia, tanti sindaci in Veneto, ma anche sindaci in Sicilia e sindaci in Calabria, ecco, cerchiamo di unirlo
questo paese, di rafforzarlo nel nome del lavoro, dell'identità, della cultura, delle radici, dei territori, dei campanili, della nostra cultura, della nostra fede, delle nostre tradizioni, che qualcuno invece vorrebbe cancellare, vorrebbe estirpare, vorrebbe imbavagliare, vorrebbe dimenticare, vorrebbe censurare, anche e soprattutto in quella Bruxelles su cui Bossi ha avuto le idee più chiare di altri, e noi da alleati dei patrioti in questo momento stiamo cercando di portarle avanti con coraggio. È vero, il famoso fax che avremmo mandato a Bruxelles, a quei tempi si usava solo il fax con la finanziaria, ed è verissimo, è quello che accade anche adesso, solo che arriva una mail. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Ciao. Pronto? Sono Marco da Cassano Magnago, ciao Sammy, siamo compaesani, sappiamo anche chi siamo. La Betlemme della Lega. È la Betlemme dell'Umberto, un buongiorno a tutti e condoglianze alla famiglia del Bossi, e saluto il Matteo che è dall'altra parte della linea. Volevo dire una cosa sola, io mi ricorderò sempre, e penso che lo diranno tutti, che era un politico alla portata di mano, perché io andavo alle feste della Lega, questo alla fine del comizio si sedeva ai tavolini, stava fino alle 2 di notte, parlava col primo pistola di turno, stava a sentire le sue opinioni, e penso che la cosa più importante sia, lo dico anche a Matteo, è di tenere i piedi fermi col popolino, perché nel loro modo di essere anche pure gresto, però quando ti dicono una cosa e sentite il problema c'è. Quindi poi io mi ricordo che ti dico, avevo mio figlio piccolino, l'aveva visto da piccolo a una festa, l'ho ritrovato dopo un po' e lo vede più grande e mi dice: ma sai come è diventato grande? Cioè, penso che da un politico detta una cosa del genere sia proprio terra alla portata di mano, e mi auguro che Matteo porti avanti il suo modo di essere. Ci vedremo sicuramente al funerale, perché penso che ci sarà un mare di gente. Ciao, buona giornata a tutti. Grazie. Ciao, assolutamente, ma le elezioni altro che 2 di notte, cioè a volte le 3 di notte, le 4 del mattino, le 5 con la Coca-Cola, il sigaro. Io stamattina dovevo essere al mercato di Mestre, a incontrare gli ambulanti, uomini e donne che andranno a fare la spesa, perché il mercato c'è ovviamente, non ci vado io perché torno più vicino a Varese, ma c'è il mercato, per verificare ovviamente se l'intervento del governo voluto fortemente dalla Lega per tagliare le accise di 25 centesimi sul diesel, sulla benzina, per aiutare i lavoratori, i pendolari, i camionisti, è rispettato e messo a terra dalle compagnie, dai petrolieri, dai benzinai. Quindi quella che è la politica, che significa agire e migliorare la vita di tutti i giorni. Poi a volte ce la fai, a volte non ce la fai. La storia quarantennale della Lega è una storia di vittorie e di sconfitte, di salite e di discese, di trionfi e di pause e poi di ripartenze, però l'importante è non arrendersi mai, non montarsi la testa quando le cose vanno bene e non sfasciarsela e non demotivarsi e non arrendersi quando le cose vanno male, altrimenti non saremo qua a parlare. Se Bossi si fosse arreso all'inizio, quando era solo con pochi altri contro tutti, non ci sarebbe Radio Libertà, non ci sarebbe l'attuale governo, non ci sarebbero Zaia, Fontana, Federica, Fugatti, Stefani, i sindaci, i ministri, e siamo qua con i nostri difetti, con i nostri limiti, come tutti gli esseri umani del mondo, però in mezzo alla gente, ecco, non chiusi nel palazzo. L'altro giorno a Varese, ripeto, soproluogo in mezzo ai cittadini al quartiere Montello per la sistemazione delle case popolari, e poi fino a mezzanotte l'incontro con i sindaci, con i dirigenti, con i militanti, con i cittadini, solo 2 giorni fa. Sembra passata un'eternità. Capite anche l'insegnamento di Umberto Bossi: esserci, non arrendersi, mai mulà, come si dice ancora oggi qui in via Bellerio, nonostante la malattia, nonostante le cose che a volte non vanno bene, anzi vanno malissimo. È un esempio per tutti noi e tutti voi, esserci, anche dal punto di vista politico, e quindi dire la vostra, semplicemente chiamando in questo momento lo 0292947222, come ha fatto Matteo Salvini questa mattina di buon'ora, o semplicemente decidendo di tornare a votare per questo referendum che si vota questa domenica e questo lunedì, per modificare in meglio la giustizia, ma anche tornare a votare qualunque partito, pur di dire: io ci sono.
E dico la mia. Importantissimo, secondo me è un esempio che bisogna assolutamente riportare in auge anche e soprattutto nei giovani. E ti dico l'ultima, poi passo le telefonate. Ieri sera alle 8:30, quando le agenzie hanno battuto la notizia della morte di Umberto, Tabata ed Elia, i miei figli, che tu hai conosciuto qualche anno fa, avevano i lacrimoni. Elia ha detto: è morto Umberto. No, perché comunque nei loro 15 anni l'iconografia di Umberto è presente, grazie ad esempio ad Instagram, che comunque nei famosi meme mette sempre qualche ricordino, qualche scenetta divertente, eccetera, per il loro target, che però ci ricorda questa figura così particolare. Prendiamo una chiamata, pronto? Pronto? Ciao. Ciao, io chiamo dal Veneto, io ho 87 anni, quindi ho seguito tutto l'evolversi della Lega. Grazie Umberto, tu hai dato la vita perché ti sei ammalato, perché hai dovuto lottare contro tutto e contro tutti. Tu hai dato la vita per questa idea, queste tue idee. Grazie, ciao. Un'altra chiamata in diretta, pronto? Pronto? Ciao. Sono Ornella da Lecco. Ciao Ornella. Allora, condoglianze sincere alla famiglia, a te Matteo e a tutti voi. Ricordiamolo nella preghiera, come ho fatto io stamattina e anche ieri sera. È stato un grande condottiero e io penso, ma faccio fatica a parlare, che quello che ha iniziato lui anni fa rimarrà per sempre. Grazie Umberto e grazie a voi della Lega. Ciao. Grazie. Un'altra telefonata. Pronto? Prego, Matteo. Il bello delle telefonate: Germania, Gallarate, Trieste, Veneto, Lecco. Ecco, l'amico di 87 anni dal Veneto, Umberto, ha cominciato con tanti leoni in Veneto e oggi c'è un ragazzo di 33 anni che dopo Zaia è governatore della Lega, col simbolo della Lega, e ha preso il 36%. E sta dimostrando quanto sono validi i giovani che sono cresciuti a pane, Lega e libertà. Questo penso sia una grande eredità, penso sia stata la sua più grande soddisfazione, vedere che la sua creatura cammina e camminerà ancora dopo di lui, dopo di me, dopo di tanti, perché la Lega ci sarà. Altri partiti vanno, vengono, si spengono, la Lega c'è e ci sarà. Questo è poco ma è sicuro. Avanti la prossima chiamata, pronto? Sì, ciao Sammy, sono il Walter, buongiorno anche a Matteo. Buongiorno. Buon lavoro Matteo. Volevo dire questo, non voglio santificare la persona, le condoglianze chiaramente sono doverose, è una perdita importante, anche se erano anni che non era più sulla scena politica. Volevo dire, la capacità di Bossi, oggi ne sentiamo parlare parecchio della finestra di Overton, quando tu dici veniva e faceva le sparate, in realtà quelle sparate psicologicamente erano l'utilizzo della finestra di Overton, che più che finestra per Bossi era un balcone, però alla fine continuare a proporre delle idee che qualcuno come me o come qualcun altro riteneva assurde, alla fine ha portato a una crescita del movimento e una consapevolezza che volere è potere, e Matteo ne è la testimonianza quotidiana. Comunque condoglianze, è una perdita, ma non è che abbiamo perso, abbiamo guadagnato con Bossi. Buona giornata, ciao. Grazie, certo, era fiuto politico. Bossi ha lanciato il seme di molte idee che la Lega e non solo avrebbe portato avanti per rispondere alle gravi criticità del nostro paese. La secessione, sparando la secessione, ha messo sul tavolo un problema mica da ridere, che l'Italia non stava andando come volevamo che andasse e che non era così bella come tutti dicevano, e abbiamo sparato in alto per lanciare questo fuoco d'artificio che tutti dovevano vedere, che infatti ha colpito molta gente e sono rimasti effettivamente lì a dire cavolo, ma è vero, quanto si spende, quante spese inutili, quanta burocrazia, e quel pepe in culo che io cito molte volte è quello che Matteo Salvini sta facendo in questi anni, taciuto naturalmente dai quotidiani, sul fronte delle infrastrutture. Matteo, la burocrazia penso che l'ha inventata il PD, per me la burocrazia, è quello contro cui stai combattendo ogni giorno.
contro cui combattono tanti sindaci, tanti amministratori locali in tutta Italia, è quello su cui si fonda Bruxelles, burocrati, banchieri e barconi, le 3B. E quando Bossi parlava di immigrazione incontrollata ed eccessiva e problematica negli anni 90, il tema ancora non era sul tavolo, ci guardavano come gente strana, che dicevano ma questi qua che preoccupazione hanno? Ecco, oggi vai in qualche periferia, in qualche quartiere popolare a Milano, a Torino, ma anche a Treviso, a Trieste o a Roma o a Catania, e ti rendi conto che il problema c'è e ovviamente non va solo denunciato, ma va affrontato e va risolto. E quindi sul tema sicurezza, immigrazione, taglio della burocrazia, difesa del lavoro. Pensiamo alla flat tax. Questa mattina più di 2 milioni di piccoli imprenditori, di artigiani, di commercianti, di liberi professionisti hanno un sistema fiscale senza burocrazia, con una tassazione al 15%. Grazie a chi? Grazie alla Lega, non grazie a qualcun altro. Quindi il popolo dei piccoli produttori, quelli che non vengono considerati dai giornaloni e dai programmoni televisivi, un aiuto concreto a lavorare, a innovare, a investire, a produrre, ce l'hanno. Poi ripeto, altre battaglie le abbiamo perse, però se non ti metti in gioco non vinci e non perdi. Dicevi bene tu, l'importante è partecipare, votare, informarsi, scegliere. Poi uno vota di qua, vota di là, vota sì, vota no, vota forse. Ecco, non votare, non scegliere, non partecipare, non combattere significa arrendersi. Significa delegare appunto alla burocrazia quello che è il tuo futuro. Sono qua, in ascolto. E allora dai, ditelo anche voi. Sono qui, siamo qui, chiamate 02 9294 7222. Pronto? Prego. Questa è caduta, ne prendiamo un'altra. Ecco. Pronto? Eccoci, sei proprio tu. Io? Vai, la femminuccia. Ecco, scusa, non sapevo che toccava a me. Volevo dare una voce dal Piemonte, da Torino. Io ho un anno in più di Umberto Bossi, l'ho seguito da sempre perché lui mi ha fatto capire che era giusto che difendessimo le nostre lingue, i nostri territori, le nostre tradizioni. Lui mi ha fatto capire com'era importante che io parlassi piemontese quando tutti volevano che parlassimo solo italiano. Io sono stata fiera da allora di seguirlo, l'ho sempre seguito. Non posso più parlare perché ho il cuore in gola. Grazie a tutto, grazie Matteo Salvini che continua la sua strada, grazie. Assolutamente, Matteo Salvini insieme a tutti noi continuiamo la strada di Umberto Bossi, ricordando che se n'è andato proprio il primo giorno di primavera, il giorno della festa del papà, ma anche il giorno della fine del Ramadan, che oggi viene festeggiato a Milano e in altre grandi città. Non ho capito perché, ma fammi prendere un'altra chiamata. Pronto? Guarda, tornando alla signora piemontese, vai. Ovviamente siamo nel 2026, io ho 2 figli di 13 e di 22 anni ed è importante l'inglese, è importante un'altra lingua, è importante l'italiano, ma quando posso io una frase, una canzone, un detto, un qualcosa in milanese la butto sempre lì perché le radici sono fondamentali, le tradizioni, le culture dei nostri nonni, dobbiamo fare di tutto perché arrivino anche ai nostri nipoti. Poi ripeto, è l'epoca dei computer, dei social, dell'inglese, del cinese, però anche del milanese, del torinese, del veneziano, del genovese, del siciliano, del napoletano, perché l'Italia è bella se si ricorda da dove arriviamo, e siamo belli, siamo tanti, siamo diversi, siamo colorati. E ricordiamo che questa radio è stata la prima a trasmettere canzoni in tutte le lingue d'Italia, dal bergamasco delle valli al calabrese. Le abbiamo trasmesse tutte perché dobbiamo imparare l'italiano, l'inglese, il francese, il cinese e ora anche l'arabo purtroppo, ma non dobbiamo dimenticare la lingua del nostro cuore, dei nostri genitori e dei nostri nonni, ed è sempre più difficile sentire anche solo una frasettina veloce in dialetto del nord. L'unico che dice qualcosa è un certo Gerry Scotti, penso che sia l'unico che dice ogni tanto qualche battuta in dialetto lombardo. C'è una telefonata, pronto?
Pronto? Ciao. Buongiorno, sono Lucio da Pistoia. Prego. Volevo fare le condoglianze per la morte di Umberto Bossi. Non ho altre parole da dire, sono commosso. Buona giornata a tutti. Un'altra chiamata, pronto? Pronto? Ciao. Ciao Sammy, Paolo da Roma. Prego. E niente, se non fosse stato per Bossi e per Milio, qui a Roma ancora avremmo queste cariatidi attaccate ad ogni cosa. Sarebbe stato un disastro. È stato un grande. Ci mancherà. Ciao. Certo, e approfittiamo anche per ricordare il famoso detto Roma ladrona. Quante volte, Matteo, abbiamo dovuto spiegare che non ce l'avevamo con i romani, eh? Ma col sistema di potere, ma vedi come le telefonate ti portano da Torino a Berlino e poi a Pistoia, a Roma. Sì, è il sistema e il fatto che la Lega sia al governo della Regione Lazio e abbia preso l'8% nel Lazio, il 36% in Veneto, ma il 10% a Caserta e il 15% a Reggio Calabria, vuol dire che le persone per bene, che vogliono lavorare, vogliono stare tranquille, vogliono meno Stato, meno pressione fiscale, meno burocrazia, meno rotture di scatole, ci sono. E Bossi ha dato voce, partendo ovviamente da Varese, partendo dalla Lombardia, partendo dal nord, partendo dalla Padania, e adesso ti arrivano testimonianze da Pistoia, da Roma e da tutto il mondo. È questa la grande eredità. Io sono convinto che se ne sia andato consapevole che ha creato qualcosa che nessun giudice, nessun burocrate, nessun politico avversario potrà mai censurare, imbavagliare, arrestare, fermare, bloccare. Ci hanno provato ma non ci riescono. Mamma mia, Papalia ci viene in mente. Cioè, prendiamo un'altra chiamata, meglio non pensarci. Pronto? Pronto, sono Luisa di Varese. Ciao. Allora, nel 92 ho incontrato il Bossi in centro Varese, dove c'è la sede della Lega, e io di politica non mi ero mai interessata. Dico la verità, mi ha cambiato la vita. Abbiamo sempre partecipato a tutto, poi mi ha messo anche in circoscrizione, poi anche in comune. E guardi, a un certo punto ha dato molto a tutti. Quando andavamo con lui era solo una gioia, una festa. Siamo andati a Venezia, siamo andati da tutte le parti. È stata una cosa meravigliosa, irripetibile, perché nella vita tante cose non si possono più ripetere. Comunque io non posso fare altro che ringraziare Bossi e pregare per lui. Pronto, Sammy? Grazie. Ascolta Sammy. Sì. Adesso potresti farmi un piacere grosso. Mi rimetti il vapensiero invece che quei gatti che hanno rotto l'anima. Grazie. Ok, Matteo, questo è un referendum che stiamo facendo da tempo. Cos'è che sono i gatti? Praticamente, anzi, fai così, chiedo al regista Simone, preparagli i gattini di Rossini e li facciamo sentire 10 secondi. Praticamente una scelta di qualche tempo fa, mettere alle 7:25, prima dell'inizio delle trasmissioni in diretta, questo esperimento che Rossini fece un po' di anni fa, assolutamente sconosciuto, ma sai che noi abbiamo un certo Giulio Cainarca che si intende di musica classica, con questi sono dei cantanti che imitano i gatti e che sembra una presa in giro per quella che è la stampa che poi noi nei minuti successivi andiamo a leggere ogni giorno, capisci? Vabbè, allora ci sta Rossini, ci sta Verdi ovviamente, e poi io ti chiedo poi di chiudere anche con Gaber. Ti ricordi la mia trasmissione per anni? Sì. Cominciava con le note di libertà e partecipazione. È vero. Quindi chiedo anch'io, come l'Angela da Varese, un pezzo musicale, perché d'altronde su questa radio ci possiamo permettere, visto che non ci interessano gli sponsor o i quattrini, di fare scelte musicali che nessun'altra radio si può permettere. Quindi dal Vapensiero a Rossini, a Gaber, a quello che ci piace, a quello che ci fa sentire a casa nostra. È vero, hai fatto bene a ricordarlo, siamo l'unica radio che può mandare in onda quello che vogliamo, non c'è nessuna imposizione, ma anche dal punto di vista politico. Discografiche che Bravo, dicono metti esatto. il rapper, metti il trapper, ma
mi metti quel che veri. Ma certo, solo artisti indipendenti io passo, solo artisti sconosciuti. Se sei famoso non hai bisogno di andare su Radio Libertà, questo è il mio pensiero. E cosa facciamo, Matteo? Mettiamo un altro... Se vuoi io posso prendere 2 o 3 telefonate al volo, poi mi sto imbarcando a Fiumicino, direzione Milano, per seguire nelle prossime ore quello che accadrà. Gli ascoltatori della radio saranno i primi a sapere dove ci troveremo, quando ci troveremo, perché sicuramente ci troveremo e ci troveremo in tanti, non solo per ricordare e per celebrare, ma per abbracciare e per proseguire un gran cammino di libertà. Quindi se vuoi 2 telefonate di ascolto, poi stacco e metti tutti i pezzi musicali che vuoi, poi se gli ascoltatori vorranno, quando atterro dalle 10:30 in poi torno a vostra disposizione, perché oggi non ci sono altre radio, non ci sono altre televisioni o interviste o giornali, ma solo la comunità di Radio Libertà, per quello che mi riguarda. E allora prendiamo le chiamate come un tempo, 0292947222, come ci ha insegnato Umberto Bossi quando stava nei nostri studi per ore e ore, e io me ne accorgevo quando arrivavo la mattina alle 6 a condurre il Padania Sveglia che c'era stato Bossi, perché c'era ancora un fumo di sigaro incredibile, ma d'altronde chi ci aveva il coraggio di dirgli: capo, non si può fumare in radio? Un'altra chiamata, pronto? Sono io? Ciao. Oh, ciao caro, ciao, sono Adriana, telefono da Rho. Guarda, voglio fare una testimonianza e ringrazio moltissimo Matteo di essere venuto questa mattina, non si smentisce mai. Io mi ricorderò sempre, Malpensa, c'era una manifestazione e io conoscevo la Lega da poco, siamo andati io e mio marito. Allora, Formigoni è arrivato con 2 macchine blu, con tanto di autisti ovviamente. Matteo Salvini e il grande Bossi sono arrivati con il treno alla Malpensa. Questa cosa io la racconto sempre, questo fa la differenza. Io da allora ho capito con chi avevo a che fare e non ho mai più abbandonato la Lega. Sono tanto felice appunto che oggi Matteo abbia dedicato questa giornata a Bossi. Bossi, riposa in pace. Ciao caro, ciao. L'ultima chiamata, poi Matteo ci saluta, ma torna più tardi. Pronto? Pronto? Ciao Semmi, sono Graziella da Gallarate. Ciao. Ciao Semmi. Allora, io vorrei fare le condoglianze a tutti noi leghisti, perché ha lasciato un grande vuoto. Abbiamo avuto la fortuna di avere un grande uomo che era dotato di una qualità rarissima, il carisma, e ci ha fatto amare ancora di più il nostro nord. Grazie Bossi. Grazie. Matteo. Su chi, ripeto, aggiorneremo, state sintonizzati, perché nelle prossime ore ovviamente insieme alla famiglia, che è l'unica a potere e a dovere decidere cosa, dove, quando, come fare, organizzare, comunicare, sapremo dire come accompagnare Umberto non alla fine di un percorso, ma in una tappa del percorso che per quello che riguarda i suoi valori, la sua eredità morale e politica va avanti. E ricordo ad esempio, non è oggi la giornata per parlare di referendum, di elezioni, di manifestazioni, infatti oggi abbiamo annullato tutte le manifestazioni ed erano centinaia, è l'ultimo giorno di campagna elettorale per il sì al referendum, però non era lo spirito per i militanti, per i dirigenti, per i parlamentari di andare a fare comizi, gazebo, assemblee, quindi poi domenica e lunedì spero che tanti andranno a votare per il cambiamento, però oggi è una giornata di silenzio, di rispetto, di raccoglimento, di famiglia, di comunità. C'è una data però a portata di mano, che è sabato 18 aprile, fra un mese, in Piazza Duomo a Milano sotto la Madonnina, per un'iniziativa organizzata dalla Lega, dai Patrioti Europei, appunto sul tema della libertà, dell'identità, e abbiamo usato una frase usata da Bossi prima da tanti altri per invitare tutti a essere in piazza, e quindi anche Ornella, Angelo, Salvatore, tutti quelli che stanno chiamando, padroni a casa nostra, cioè anche in Europa senza paura e padroni a casa nostra. Quindi sabato 18 aprile sotto la Madonnina, nel cuore della nostra Lombardia, della nostra Italia,
siamo lì, saremo lì anche per Umberto, evidentemente. Se vuoi io sono in coda al check-in, quindi ancora 2 o 3 telefonate le ascolto volentieri. Signori, ma questa è d'agenzia, è Matteo Salvini in coda al check-in, quelli del Fatto Quotidiano adesso ci ricamano sicuro. 0292947222, abbiamo quindi rilanciato l'idea, chiaramente oltre e di quella di tornare a votare, importantissimo per il referendum di questa domenica, di questo lunedì, ma di tornare a votare in generale, di dire ci siamo, è l'idea della manifestazione del 18 aprile in Piazza Duomo. Un motivo in più, quello che ci sta lasciando Umberto Bossi, è proprio un invito a dire ci siamo, ci siete, fatevi sentire, fatevi vedere, dite quello che pensate. E questo è lo strumento inventato da Umberto Bossi tanti anni fa, la radio. 0292947222. C'è qualcuno in linea? Pronto? Pronto? Ciao. Sì, sono io. Posso parlare? Prego. Buongiorno, allora sono ben felice che Salvini ha incontrato a 17 anni Bossi e quindi abbia imparato, camminato con lui. Detto questo, apprezzo molto le parole anch'io di Bersani, che è stato l'unico, non delle solite frasi di circostanza, ha detto realmente la verità. Quello che mi ha dato fastidio è quello di Mattarella, che l'ha definito democratico. Grazie tante, lo abbiamo sempre, è sempre stato un democratico, l'abbiamo sempre saputo, solo che ci definivano, lui e il napolitano, gli egoisti nordisti, questo non me lo dimentico. Detto questo, allora io chiedo un grande favore a Matteo, ma proprio grande, perché ci sbattono sempre in faccia, perché lui non ne può niente, ma perché nel 2011 il segretario era Bossi. Allora, quei 49 milioni che lo hanno infangato in tutti i modi, che ci dicono ancora oggi che abbiamo rubato i soldi agli italiani, ce lo sbattono in televisione ancora da tutti e da tutte le parti. Allora, che non si fermi, perché quei soldi non sono stati rubati, quei soldi ci dovevano, come tutti i partiti, perché in base ai voti elettorali, perché allora era così, venivano dati questi contributi elettorali, poi sono stati tolti. Ecco, andate avanti, andate in fondo di questa cosa, che loro ci hanno beccato, ci hanno colpito noi, la Lega, non gli altri se ne sono fregati tutti. A noi ci volevano tutti gli scontrini eccetera eccetera, ma in campagna elettorale come si fa a tenere tutti gli scontrini, queste cose qua? Grazie, sei stata chiarissima, Matteo. Ragazzi, non è il primo e non sarà l'ultimo processo politico che la Lega ha subito. Quella è stata una condanna politica senza senso, senza fondamento giuridico, a cui abbiamo fatto appello in tutte le sedi possibili. Aspettiamo anche la Corte di Giustizia di Strasburgo, perché è chiaro che è stata una condanna, un attacco politico su cui hanno costruito anni di fango, di nulla e di chiacchiere. Ha ragione, mi arrabbio io come si arrabbia lei, però andiamo avanti. Bossi e la Lega non hanno mai rubato nulla, questa è la verità fattuale. E poi c'è la cronaca giudiziaria ideologica, che di processi politici sempre contro una parte ovviamente ne ha fatti tanti. Bossi, Maroni, Berlusconi, diciamo che qualcosa sulla loro pelle l'hanno pagata personalmente, magari in queste ore ne stanno già parlando. Hai dimenticato Salvini, che qualche problemino l'hai avuto, e soprattutto tanti soldi degli italiani sono stati mandati in fumo per questo. E forse anche lì c'è un referendum che magari serve anche a questo, è vero? Sì, nel mio caso poi addirittura i giudici intercettati dicevano sì, ha ragione, fa bene, fa quello che la legge e i cittadini chiedono di fare, però dobbiamo fermarlo. 6 anni di processo fra Catania e Palermo, per il momento è andata, magari ne verranno altri, però se volessimo una vita comoda, Sammy, faremmo i parlamentari, i giornalisti, i militanti, i sindaci, gli iscritti di un partito di sinistra.
che almeno lì sei sicuro che sei bello, bravo, intelligente, democratico e affascinante e onesto per statuto, perché nessuno ti viene a chiedere conto di nulla. Ma andiamo avanti, è una giornata che merita di andare oltre e di volare più alto rispetto a queste piccole cose. 0292947222, con noi ancora per qualche minuto Matteo Salvini. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Sono Luciana da Muggio. Carissimi entrambi, io voglio esprimere condoglianze alla famiglia di Umberto, ovviamente, ma a tutta la nostra famiglia della Lega. Ma voglio far fare un sorriso, immaginandomi i nostri tre grandi, Miglio, Maroni e Umberto in cielo, uniti. Spero che riescano a farsi conoscere anche lassù. Forza Lega e mai Mulan. E saluti. Grazie, non voglio pensare a qualche battuta che dirà Umberto Bossi da lassù, ma magari ci penserà qualcuno a scriverlo nelle vignette sui quotidiani. Ancora una chiamata, pronto? Pronto? Ciao. Pronto? Ciao. Sono in linea io? Prego. Ok, buongiorno, ciao Sammy, e volevo salutare Matteo. Volevo portare una mia testimonianza. Io sono un leghista, ho 50 anni, ho sempre votato Lega. Ero scappato di casa con la bicicletta al primo raduno di Pontida per andare a sentire Bossi, poi ho sentito altri suoi comizi fino a che ho potuto appunto sentirli. È una persona che ha emozionato e ha spaccato il mondo della politica. Quindi onore a un grandissimo uomo, un grandissimo politico, un uomo che ce ne fossero ancora così anche oggi. Un consiglio a Matteo: io purtroppo sto vedendo che stiamo perdendo tanti leghisti, soprattutto ragazzi giovani che non voteranno più Lega oppure non andranno più a votare. Ritorniamo a essere ancora più focalizzati sul territorio, sulla identità, sul fatto che comunque questo movimento, che è partito ormai 50 anni fa, deve continuare coi suoi principi fondamentali. Adesso sappiamo benissimo cosa vuol dire Roma ladrona, ma lui ha spaccato la politica, non era né di destra né di sinistra. Una cosa che dico a Matteo: abbiamo sbagliato con Annacci. Annacci ci ha usato per i suoi scopi e non dobbiamo più ripetere un errore del genere. Comunque condoglianze a tutta la Lega e grande Umberto Bossi. Grazie mille. Matteo. Grazie, ma guarda, non è stato il primo, non è stato l'ultimo a tradire, a fare la tessera, a prendere un posto in Parlamento, in comune, in regione, poi a tenersi il posto e a lasciare la famiglia, a lasciare la comunità e a non mantenere la parola data. La Lega c'è, la Lega ci sarà, a prescindere da queste. Per quello che riguarda le battaglie in difesa dell'identità, della tradizione, l'hai detto tu. La Lombardia e Milano per la prima volta nella storia, dalla loro esistenza, hanno ospitato le Olimpiadi. Ed è una cosa costruita negli anni, con fatica, con sudore, con pazienza. E io invece vedo, andando in giro ai gazebo in queste settimane, tanti giovani. L'altro giorno a Varese mi sono collegato con Chieti, ieri con Catania. Oggi a Rovigo c'erano già prenotate 400 persone un venerdì pomeriggio a Rovigo. E quindi ce ne sono tanti di giovani che si stanno incuriosendo, si stanno avvicinando, sempre nel nome della libertà. Io adesso, Sam, mi spengo, però è bella l'idea di il tuo ricordo con Umberto Bossi, di Umberto Bossi, su Umberto Bossi o di persona in televisione. Io adesso spengo, se no gli assistenti di volo di ITA mi guardano male, decollo, atterro e poi ritorno assolutamente a vostra disposizione. Grazie Matteo Salvini, un abbraccio, grazie davvero per la tua presenza. Signori, ci fermiamo, c'è una piccola pausa e come richiesta da Matteo Salvini, una di quelle canzoni che andava forte quando gli uomini della Lega hanno fatto palestra qui su Radio Libertà, ex Radio RPL, ex Radio Padania Libera. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche
il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la porta del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Eccola qua, un'altra canzone simbolo di ciò che la Lega ha fatto in tutti questi decenni e ciò che Umberto Bossi ha portato avanti. In questo caso questa era la sigla di una delle trasmissioni che lo stesso Matteo Salvini portava avanti in diretta la mattina, insieme a un altro pezzo altrettanto storico, Il vento del nord dei nomadi. Lo ricordate? E come? Intanto riempite di nuovo le nostre linee 0292947222 per entrare in diretta con Sammy Varin, per ricordare Umberto Bossi, ma soprattutto per mettere sul tavolo, mi piace questo termine, ciò che la Lega ha voluto segnalare in questi anni, a volte sparando anche grosso, andando giù pesante, dicendo anche le parolacce, il gesto dell'ombrello di Bossi, e come facciamo a dimenticarlo? Però c'era un malessere, c'era un malcontento del nord, partito dal nord, ma che poi ha contagiato gran parte d'Italia, perché ci siamo accorti che le problematiche le vivevamo noi, le viviamo noi qui al nord, ma si vivono un po' in tutta l'Italia, e Roma non era in grado di risolvere i problemi, perché che cosa ne sa Roma di Casalpusterlengo o del paesino in mezzo alle montagne della Calabria? Ed è per questo che abbiamo messo sul tavolo il federalismo, l'autonomia, cosa che ancora lì sul tavolo che ci guarda e che è sempre più vicina a essere portata avanti. È chiaro, siamo in una coalizione, la Lega ha avuto quanto? 6, 7, 8%, 9%? E dove vuoi andare con questi numeri se non litigare, ma portando avanti ogni giorno qualche cosa? Certamente bisogna trovare la famosa quadra, come si dice ancora oggi, qui in via Bellerio, dove vi stiamo parlando, dal fortino della Lega. 0292947222,
Intanto, ritornando sul Corriere della Sera, oggi Luca Zaia viene intervistato da parecchi quotidiani, in questo caso il Corriere a pagina 6 titola "Un padre per noi. Gli ho parlato a Natale, mi spiegava la geopolitica, il paese è in debito con lui". Frase potentissima, il paese è in debito con lui, con un personaggio divisivo come Umberto Bossi. Capite questo? Quindi vuol dire che ha fatto salire dei problemi veri in superficie. Vedeva le cose anni prima degli altri. 0292947222. Vi ascolto. Pronto? Pronto? Eccoci. Ciao Sammy, sono la Giudy della provincia di Brescia. Ci siamo conosciuti alla loggia tempo fa. E come no? Ecco, allora io te l'avevo detto, ero stata segretaria del Collegio Trento a Franciacorta e di conseguenza sono andata a reperire il classico foulard firmato da Umberto Bossi e anche da uno firmato sia da Bossi che da Maroni. E adesso esco in giardino e l'attacco fuori perché Brava. Il mio segretario Umberto era il mio segretario. Ciao Sammy. Brava, 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto Sammy, sono Domenico D'Ariace. Carissimo, ecco, qui siamo nel profondo sud, ho citato prima la Calabria. Perché? Ma lui Perché? è stato il fondatore della Lega, poi ci sono state le evoluzioni con Matteo. Da oggi fino al suo ultimo saluto siamo un unico partito, lo penso così. Poi ognuno, non le voglio neanche pensare come correnti, siamo uniti per lui, poi ognuno ha la propria strada. Sono con il nostro capitano Matteo nel suo cordoglio, con tutti noi leghisti da tutta Italia. Io sono nato a Milano, ho visto crescere la Lega, mi sono appassionato nel periodo di Matteo Salvini, però vedevo come funzionava, quando urlava Bossi Roma ladrona. Però era arrivato fino a Roma e poi è continuato Matteo. Questo è. Ecco, però ti chiedo, perdonami, dalla Calabria, ma avete capito anche voi in Calabria che i problemi che Umberto Bossi, usando linguaggi a volte stravaganti, sono anche i vostri problemi? Perché in Calabria, ad esempio, la Lega ha delle percentuali molto alte, molto più alte di alcune zone del nord, ragazzi miei? Perché vogliamo cambiare i territori, perché ci sono cose della sinistra che non funzionano in modo grave, c'entra anche 'ndrangheta, c'entra i vari partiti di sinistra che fanno tutto tranne che il loro dovere. Reggio Calabria è un disastro e se le prossime elezioni che sono imminenti dovrà salire il centrodestra e risorgere. C'è il ponte imminente a Villa San Giovanni che fa parte della provincia di Reggio Calabria ed è un esempio che la Lega poi crea. C'è Matteo Salvini attualmente sta creando da quando è ministro delle infrastrutture, ha anche bloccato il meccanismo dei migranti quando è stato ministro dell'interno. La Lega dopo Bossi è stata in evoluzione, ma senza Bossi non esisterebbe quello che c'è oggi in Calabria e in altre parti d'Italia, in ogni regione. Poi ci sono gli alti e bassi, sono cose sempre interne dalla Lega, ci siamo sempre risolti e si risolveranno sempre. Grazie. Mo siamo in cordoglio con lui, tutti uniti, come un unico partito, io la penso. Poi dal giorno dopo dell'ultimo saluto di Matteo ognuno fa quello che vuole dentro la Lega, questo io la penso così. Lo sto scrivendo in modo bello, sincero e tranquillo anche sui miei social e vi voglio un bene immenso a voi. Cordoglio a Via Bellerio, a tutti in radio, a Matteo Salvini, a tutti coloro che sono stati vicino sempre a Bossi. Questo, un abbraccio. Un abbraccio dalla Calabria. Grazie, un abbraccio alla Calabria. Approfitto naturalmente, visto che Radio Libertà si ascolta in DAB in tutta l'Italia, se ci state seguendo dall'auto o siete in giro per qualunque motivo e sentite che bisogna dire qualche cosa, questo è davvero il momento giusto per dire io ci sono. Umberto Bossi non c'è più e che cosa ci lascia? Quale entusiasmo nella politica? Sto dicendo una parolona, entusiasmo nella politica, ragazzi, a trovarlo, ma c'è come? Quale entusiasmo dobbiamo ricercare, dobbiamo ritrovare? L'unità, prima di tutto. Mi state scrivendo centinaia di messaggi WhatsApp al 340-6709-659. Pare che lo stesso Umberto Bossi, lo lancia oggi il Corriere, negli ultimi giorni avesse detto a Leoni, storico esponente della Lega di quei tempi,
che bisogna stare uniti, l'esigenza dell'unità all'interno della Lega. E io posso immaginare anche all'interno di tutte queste leghe che come negli anni 80-90 sono nate perché, sai, se la Lega è andata bene allora, o al contrario, se la Lega non va più bene allora ne facciamo un'altra di Lega. Umberto ha detto unità. Dobbiamo restare uniti. Non facciamoci le leghe, non inventiamoci leghe assolutamente inutili che, guarda poi caso, leghe o chiaramente altri partiti alla generale Vannacci, riscuotono un grande successo sui quotidiani di sinistra. Il PD applaude queste leghe e questi Vannacci traditori. 0292947222. Pronto? Buongiorno signor Semmi Lisetta. Buongiorno. Allora io ricordo il nostro ministro Bossi, secondo me che con entusiasmo e generosità intellettuale ci ha trasmesso una presenza culturale sempre attenta, aperta e radicata in profondi vincoli, dico io, e nell'amore per la vita e la politica per la nostra amatissima Lega. Condoglianze a tutta la sua famiglia da Lisetta. Grazie. Andiamo avanti? Certo, state chiamando come matti e io vi mando in onda, assolutamente non mi fermo. Devo dirvi che ho centinaia di messaggi WhatsApp al 340-6709-659, penso che mi fermerò in radio fino a molto tardi oggi. Pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, ciao, buongiorno. Sono io? Perfetto, scusa che non riuscivo a capire. Sono Gianfranco, vi chiamo da Genova e volevo fare le condoglianze a tutto il vostro partito, a tutti i parenti di Umberto Bossi. E se posso dire, io sono un elettore di sinistra, una cosa, e quindi abbastanza lontano dal pensiero di Bossi, una cosa che credo mi accomuni sia l'antifascismo. Bossi era antifascista e lo ha ribadito spesso, e anche stamattina mi ricordo. Comunque importante. E di nuovo le condoglianze, era un uomo secondo me che ha doganato un certo modo di fare politica, nel linguaggio ma anche nei comportamenti, e ha avuto un'importanza, secondo me è stata una persona importante per la politica italiana, e questo lo dico consistente, al di là delle polemiche politiche. Vi saluto e buona giornata. Grazie. Certamente non solo Lega, siete invitati a dire la vostra, qualunque sia il vostro partito di riferimento, e soprattutto voi che magari non andate più a votare. Qual è il vostro pensiero oggi? Chiamate 0292947222, mentre svolazzando tra un quotidiano e l'altro, ma te l'ho detto, oggi è durissima perché a mia sorpresa, sì, sono moltissimi giornali che dedicano paginate e paginate sulla dipartita di Umberto Bossi. Anzi, addirittura il Fatto Quotidiano, chiaramente facendo polemica, pagina 6, è morto Bossi, fondò la Lega antiladri e poi si alleò con B, ok? Ma in taglio basso c'è l'intervento di Massimo Fini, un uomo semplice ma non rozzo, quelle cene di notte con Vimercati. Il mito della Padania, la sua epopea è stata breve, dal 1989 al 1994 i partiti lo detestavano, scrive oggi Massimo Fini sul quotidiano Il Fatto Quotidiano. C'è ancora qualcuno in linea? Chiedo a Simone. No? Allora un buon motivo, se avete trovato fino adesso occupato, per chiamare 0292947222. C'è una pausa? Cosa mandiamo? Il va pensiero. Allora io rilancio il referendum a questo punto. 7:25, 7:26, quando cominciano le trasmissioni in diretta su Radio Libertà. Rimettiamo il va pensiero? Punto di domanda? Magari nella versione pianistica che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane, lancio di nuovo questa meditazione per una rinascita, certo, che riparte senza Umberto Bossi, ma porta avanti, e quando mai ci siamo dimenticati, dei principi. Solo la Lega, questa è un'altra frase che circola ancora nella mia testa.
C'è una chiamata? E allora la mandiamo, grazie. Pronto? Sì, pronto, mi sente? Prego. Buongiorno, sono Gino. Io Umberto Bossi, appena ho saputo della sua morte, veramente mi sono molto molto rattristato. Credo che è stato un grande leader, un grande trascinatore, una persona che veramente riusciva a stare con i piedi per terra, vedeva la realtà ed era in mezzo alla gente, sapeva quello che la gente voleva e io non dimentico mai Miglio, Bossi, il federalismo che ora qualche cosa stiamo avendo, ma è tutto merito suo e forse in cuor mio, nel mio profondo del cuore, un Friuli libero, un Veneto libero, una Lombardia libera è rimasto. Bossi veramente, veramente una persona eccezionale. Grazie. Grazie a te per questa testimonianza. E allora trasmettiamo quella che è la canzone inno, diventata un inno della Lega negli anni e portata avanti anche su queste frequenze. Ci sono stati momenti che la trasmettavamo ogni ora. Il Va Pensiero.
Il Va Pensiero, la sigla di tante trasmissioni su Radio Padania Libera, Radio RPL, Radio Libertà, l'inno che ha preceduto tanti discorsi del nostro capo Umberto Bossi su palchi del nord e poi di tutta Italia. E qui riapriamo le linee, signori, allo 0292947222. C'è Sammy Varini in diretta, e se mi state ascoltando su qualche social, su Facebook, su YouTube, soprattutto sulla pagina di Lega Salvini Premier di Facebook, vi invito a pigiare il tastino condividi e di condividere sulla vostra pagina Facebook questa diretta storica che stiamo facendo e che proseguirà per ore e ore. Naturalmente questa trasmissione, schiacciando il tastino condividi su Facebook o su YouTube, potete anche inoltrarla a parenti o amici, perché è un momento importante della politica, secondo me, perché quando se ne va una persona come Umberto, che ha lanciato tanti strali, ma per un buon motivo, era una reazione, ok? Una reazione allo status quo. Abbiamo cercato di sgorgare questo paese e qualche cosa siamo riusciti a muovere, ma poi siamo rimasti di nuovo imbrigliati addirittura dallo stesso centrodestra, che troppo spesso vuole annacquare le leggi che la Lega porta avanti, e se non ci pensa il centrodestra, ci pensano i giudici e i magistrati. Dovete esserci quest'oggi e dovete esserci in futuro. L'idea, la scelta di tornare a votare, di votare questa domenica e questo lunedì per il referendum per cambiare la giustizia, di tornare a votare un partito, il vostro partito. Sono sicuro che c'è, non è magari la Lega, non è la destra, non è la sinistra, votate, l'importante è nuovamente alzare il culo e decidere di dire io ci sono. 0292947222. Chiaramente sentirò voi per tutta la giornata, ma poi ci saranno anche ospiti politici di ogni schieramento e tornerà Matteo Salvini con noi intorno alle 10:30. Questa è una notizia. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Oi Marco. Allora, oggi non farò filippiche, semplicemente voglio aggiungere il mio contributo. Bossi ha permesso di modificare i temi politici in modo che possano essere comprensibili dal popolo, dalla gente normale. Prova a pensare, a prima di lui, negli anni '80, com'era la politica quando veniva spiegata alle persone. Era un casino. Lo stesso mio padre, la stessa mia madre, gli stessi miei zii dicevano: senti come parlano bene. Sì, ma non si capiva assolutamente niente. Dall'avvento di Bossi la politica è stata resa più comprensibile a noi comuni mortali. Ciao Sammy, grazie, condoglianze. Grazie. 0292947222, il giornale, bellissima questa foto, Bossi con il sigaro in bocca. Addio Leone del Nord. Dal federalismo al governo con Berlusconi se ne va un rivoluzionario anticonformista. 0292947222. Oggi le linee sono vostre, anche chi non ha mai chiamato in diretta, anche chi giustamente o si vergogna, non ha tempo, non ha voglia, oggi dovete dirlo. Io ci sono. Noi ci siamo e non molleremo mai. Questa è una radio, come diciamo scherzando, ma c'è un senso di verità fortissimo, con le pezze al culo, da sempre. Vi chiediamo ogni giorno un aiuto attraverso il conto corrente postale 37671294, storico conto corrente ancora dei tempi di Radio Padania, signori, è sempre quello, conto corrente postale 37671294, oppure sul sito radiolibertà.net, in alto a destra dona ora. Perché? Perché la nostra è forse l'unica radio che non ha sponsor, non ha clienti, ne ha qualcuno coraggioso e vive di voi che dite io ci sono. Aiutateci, è inutile che ve lo dica in questa giornata così importante, perché le idee di Umberto Bossi camminano da sole, ma hanno bisogno di un altoparlante e conoscete benissimo quelli che sono gli altoparlanti più potenti intorno a noi.
Ci sentiamo un altro pezzo storico, è certamente Sergio Borsato, vecchio amico della Lega e del sottoscritto Sammy Varin, che lanciava i suoi strali un po' di anni fa con Padania guarda avanti. Sali Padania, fai sentire quanto è forte la tua voce. Guida il popolo nella tempesta come una madre e il figlio. Caccia oltre il fiume il potere falso che ci spreme. Sfonda il muro di onnipotenza che ci ha reso schiavi. Tutto per la libertà. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Guarda oltre i monti, non permettere al tiranno di accecarti. Fai vedere le tue braccia possenti a chi ti vuol fermare. Sali Padania, fai vedere quanto è bella la tua terra. E Nabucco salirà alto nel cielo e ti cullerà. Figlia della libertà, servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Sali Padania, fai sentire quanto è forte la tua voce. Guida il popolo nella tempesta come una madre e il figlio. Caccia oltre il fiume il potere falso che ci spreme. Sfonda il muro di onnipotenza che ci ha reso schiavi. Tutto per la libertà. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Sali Padania. Sergio Borsato con Padania guarda avanti. Quanti CD di Borsato abbiamo distribuito negli eventi con la Lega, è vero? Sono le 9:21, un lungo filo di diretta con voi ascoltatori, ma anche con i politici, i ministri. Il bello deve ancora venire. Per entrare in onda con noi basta chiamare 029294 7222. Per inviare un messaggio, anche audio se volete, basta inviare un WhatsApp al 340 6709 659. Addio a Bossi, facciamo vedere la prima pagina di Repubblica.
Addio a Bossi, il senatur che inventò la Lega Nord. Morto a 84 anni a Varese, ha stravolto regole e linguaggio della politica. Il sogno padano, l'alleanza con Berlusconi e i dissensi con Salvini. Mattarella che dice un sincero democratico. 0292947222. Pronto? Pronto! Eccolo! Pronto in alto i cuori! Viva sempre Bossi! L'anima della Lega, l'anima della libertà dei popoli liberi! Guarda, ti dico un'altra cosa, Bossi non è morto, la sua idea di libertà dei popoli, guarda, lui la porterà sempre avanti nei cuori di tutti quanti. Ti dico una cosa, quest'anno è un anno importante sotto tanti aspetti. Io ti dico soltanto che qua in maggio, 29 maggio, ricorre gli 850 anni della battaglia di Legnano. Quest'anno è anche il ricordo degli 800 anni della morte di San Francesco, ok? Sì. Sono simboli di un periodo storico quello lì, d'accordo? Bossi ricorda quel periodo, di quelle battaglie di libertà contro i poteri forti, che grazie a quelle battaglie hanno liberato quei popoli di allora. I popoli si sono liberati da soli contro quell'imperatore. Grazie caro, deve essere una regola importante, soprattutto in un momento del genere. Siamo in guerra e c'è un Iran che potrebbe davvero cambiare le sue sorti. Sì, il momento che Bossi ci ha lasciato, primo giorno di primavera, la festa del papà, e qualcun altro mi scrive anche la numerologia, il numero 19 in numerologia è considerato un numero karmico potente, mi scrive Nicoletta, spesso definito condottiero di luce. Indica lezioni apprese in vite passate, legate all'indipendenza e all'uso del potere personale. Indipendenza, Padania, federalismo, autonomia. Che ne pensate? 0292947222, ancora una manciata di minuti insieme a Sammy Varin e poi naturalmente arriva il nostro direttore Sallusti. Oggi intervista Nicolò Zanon, presidente del comitato Si Riforma, e quindi torneremo a parlare di uno dei motivi per cui l'eredità di Umberto Bossi deve essere forte dentro di noi, oltre all'entusiasmo per la politica, dico quasi un eufemismo, sembra impossibile ritrovarlo, ma noi lo abbiamo, voi lo avete, siamo qui, abbiamo inventato una radio che ascolta, non soltanto parla, ma soprattutto ascolta la gente. Dobbiamo tornare ad avere entusiasmo, portare a votare gli amici, i parenti dicendo dillo che ci sei, di la tua. Ed è proprio per questo che siamo qui quest'oggi e per dire che c'è un referendum importante questa domenica e questo lunedì da portare avanti per fare le cosiddette riforme, perché c'è un partito che dice solo no, no, no a qualunque cambiamento ed è il motivo per cui è nata la Lega, cambiare questa Italia. Chi c'è in diretta? Pronto? Sì, pronto. Ciao. Umberto mi ha fatto sentire orgoglioso di appartenere a qualcosa. Prima mi sentivo orfano, adesso sono orgoglioso di appartenere alla Padania. Viva, viva, viva Umberto. Ciao. Grazie, allora qua ci fermiamo direi, ci fermiamo perché tra pochissimo arriva il nostro direttore Sallusti. Beh senti dai, io mi offendo se non metti la mia canzone, La Padania, dai me la metti, anche il video è possibile, visto che ho fatto un video bellissimo, è stato un divertissement, una cosa leggera certamente, però è un featuring con Matteo Salvini, a un certo punto c'è anche la sua frase eccetera, noi non vogliamo i clandestini, mi offendo se non me la mandi, mi offendo. Ce l'hai? Posso andare?
Ci risentiamo alle 10.30, signori, quando poi tornerà anche Matteo Salvini in diretta, ma ripeto, tutta una giornata di contatti con voi per ricordare la fotografia di Umberto Bossi con voi. Quale fotografia ricordate di Umberto Bossi? Tra pochissimo in diretta il nostro direttore Sallusti. A tra poco. Sì, pronto? Ciao Sammy, sono Gabriele Zeggio, l'uomo gazebo. Secondo me questa canzone spacca. Buongiorno a tutti i malati, buongiorno a tutti i razzisti e anche ai pochi intelligenti. È una terra con tanta nebbia, ma le bella istess de sicur. Mio il mar e me manca minga, perché chi stu ben come un sciur, che la gente suda e laura, come invece fanno d'alter par. Mangen beven tuc la aroma, e a num nanca un tot de pan. La mia patria è la Padania, e la veri protegge e salva. Mi la senti come la mia mamma, per lei al cœur, al bat come un mat. La Padania è la mia mamma, mi la veri protegge e salva. Da chi al ver fac fa, e lui invece al Paul Pascià. Sammy, c'è un tipo col turbante all'entrata che chiede di te. Chi stu ben chi scia cammina, e garumpi bal a nessun. E però al gapur d'anda via, chi al ben chi e la fa da padron. Pieno post per chi al massa è il roba, e i crocifissi sa tu che no. Ma vacca tua a fa sta roba, o t'ha sbagliato un tenter nel po'. La mia patria è la Padania, e la veri protegge e salva. Mi la senti come la mia mamma, per lei al cœur, al bat come un mat. La Padania è la mia mamma, mi la veri protegge e salva. Da chi al ver fac fa, e lui invece al Paul Pascià. Noi siamo qua perché siamo contro gli immigrati clandestini, punto. Noi non vogliamo i clandestini. La mia patria è la Padania, e la veri protegge e salva. Mi la senti come la mia mamma, per lei al cœur, al bat come un mat. La Padania è la mia mamma, mi la veri protegge e salva. Da chi al ver fac fa, e lui invece al Paul Pascià. Sotto la mia responsabilità confermo che Sammy Varin è il più grande razzista in tutta l'Italia. Sei veramente un razzista, veramente, sotto la mia responsabilità.